1 milione di biglietti aerei rimborsati un anno e la Regione raddoppia così lo sconto portandolo dal 25 al 50% per quei siciliani che desiderano raggiungere l'isola per le feste, estendendo il beneficio anche a chi non è nato in Sicilia ma risiede altrove. Sono alcune delle misure introdotte nel decreto Stop Caro Voli Natale 2024 voluto dal governo regionale per mitigare il costo delle tariffe aeree, presentate insieme con il report sul caro voli nella conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo d'Orleans a Palermo dal presidente della regione Schifani e dall'assessore regionale alle infrastrutture Aricò, dal dirigente generale del dipartimento Lizio. In un anno la Regione ha rimborsato oltre 1 milione di biglietti aerei e consentito a tanti siciliani di raggiungere la nostra Regione a un costo più contenuto rispetto a quello stabilito dalle compagnie aeree. Con questo decreto, grazie ai 17 milioni di euro stanziati all'interno della legge di variazione di bilancio, chi effettuerà dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 un volo diretto da uno scalo nazionale a un aeroporto siciliano e viceversa avrà diritto a uno sconto del 50% a fronte dell'attuale 25%. Il provvedimento non sarà più valido esclusivamente per i residenti in Sicilia, ma verrà esteso anche a chi è nato ma non risiede nell'isola stabilmente. I dati, commenta il presidente Schifani, dimostrano in maniera inequivocabile il successo di questa iniziativa. È una misura unica in Italia che abbiamo fortemente voluto per alleggerire il costo dei voli che, soprattutto in prossimità delle feste, rendono proibitivo spostarsi o rientrare in Sicilia. Non possiamo continuare, conclude Schifani, a scontare la nostra condizione di insularità, piegandoci al cartello esercitato di fatto da alcune compagnie aeree. Con la nostra battaglia sul caro voli tuteliamo il diritto dei siciliani a una mobilità economicamente sostenibile. Per questo abbiamo voluto raddoppiare i rimborsi ed estenderli anche a chi è nato ma non risiede in Sicilia. Ci auguravamo che venisse fatta chiarezza dall'antitrust in tempi brevi, però rispettiamo l'autonomia dell'antitrust che ha chiesto un anno di tempo. Noi continueremo in questa politica, abbiamo preso atto con favore che l'intervento del terzo vettore che è già investito su nostra spinta sostanzialmente privato ha rotto il duopolio ITA Airways, ITA Ryanair, scusatemi, ma evidentemente ciò non è bastato. Noi stiamo facendo di tutto, l'idea del treno dell'assessore Aricò è stata un'idea vincente, naturalmente non rimarrà un'araba felice perché evidentemente il fatto che siano stati venduti soltanto in ore i biglietti significa, per come è stato organizzato il treno e per le esigenze dei nostri ragazzi, è stata una scommessa vincente. Sì, un provvedimento storico per tutti i siciliani. All'inizio del provvedimento avevamo pensato di concedere questo sconto e rimborso solamente sul Roma e Milano per tutti i residenti. Ci siamo accorti che durante il periodo delle festività c'era un'impennata del costo dei biglietti e allora abbiamo trovato le risorse, il Presidente Schifani l'ha ricordato durante l'ultima legge di manovra di bilancio, abbiamo trovato ulteriori 10 milioni e allora abbiamo pensato facciamo ritornare i tanti siciliani che non hanno più la residenza da un po' di tempo ma vogliono ritornare ad abbracciare i propri familiari in Sicilia.